Ehi tu, Pablo, dove ti becco? sono al garage del PRP, Ah, ok. ok? Mhm, arrivo. Ti aspetto qua, ciao. Ciao. A noi? A casa ci sono i miei, eh. Io ho visto un uomo mascherato che mi ha investito, però è scappato, però già parliamo di una cinquina di 6 minuti fa. Una Giulia... GTA. Sì, Ok. sì, sì, esattamente. E il colore, mi aspetti, il colore mi viene sul grigio, una cosa del genere. Sì, Mhm. sì, sul grigio chiaro. Va bene. Sì, Ok, diciamo va bene. un movimento di auto l'ho visto, però particolarmente questo mascherato, tutti il resto erano smascherati. Poi se volete fare un controllo io do a disposizione, cioè non, tranquillamente. Tanto No, no, sono... controllo su Io... di lei non abbiamo nulla da fare. Se fosse stato lei non penso che vende le armi a volto scoperto. ma dico, E non le soprattutto faccio... se avesse delle armi da vendere, penso che se si mette al 688 non si mette più in un parcheggio dove è visibile a tutti. Si mette No, ecco, perlomeno in fondo. Va bene, dico, ok. in ogni caso sono armato, ma dico, c'ho il porto d'armi, Non vi tranquillamente. Se... preoccupate, non vi preoccupate. Era solo per capire se aveste visto qualcuno, non per voi. No, sì, Ecco, ecco, già... sparano. C'è spara. qualcuno. Sì, sì, c'è Mettetevi a qualcuno. riparo, signori. Sì. Si preoccupa, si preoccupa. Ma Andiamo via. allontanatevi, Sale, allontanatevi. sale, 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 sale. Mentre segnaliamo degli spari. Sale. Sali. Andiamocene. Ma che è successo? Non so, ti stavo aspettando. A un certo punto è arrivata la finanza dicendo che gli è arrivata una segnalazione con vendita di armi illegali. E effettivamente ho visto uno quando poco fa sono venuto qua. Mhm. Che c'era uno che mi ha investito mascherato con una Giulia. Allora ho detto, vabbè, per sti cazzi. Siccome ero un attimo nei miei pensieri che stavo in assistenza, stavo prendendo il ticket, capito? Quindi Sì. sto facendo un attimo i cazzi miei. Mi sono cagato addosso. Che cazzo ho fatto? È andare sta. Aspetta, io gli devo mandare un attimo le foto. Tipo solo. Sono sul ticket. Gli devo mandare ste cazzo di foto. Allora era una, 2, 3, 4, 5, 6. No, prendo il pass. Però che cazzo, non vedo il numeretto. Oi Vito, E mira, dormire stai? Cosa? se ti ho risposto direi di no. Ok, no, pensavo, volevo sapere se fossi all'IPRP Beach che veniva a prendere qualcosa da mangiare.
No, non sono locali. Vabbè, dai, Ma tu ok. non lavori più al Comolli Cosenza? Teoricamente no. Mm. Hai trovato un altro lavoro? No, ora sono disoccupato, ma arrangio un attimo e devo cercare un lavoro che sia un po' più, cioè sia profittevole. Che sia un po' più fruttuoso, hai ragione. Sì, là vabbè, prendevo lo stipendio settimanale, Mm. ma nulla di che, voglio dire, è uno stipendio normale. Mm. Cioè, ora non so quanto prendi tu lì, però voglio dire, sto parlando di circa 40 a settimana. 40k? Se fatturavo parecchio, sì. Senti, a noi, vabbè, dipende anche da quante fatture fai, perché tipo di PRP ogni 10 ti danno 500, Ah, ok. però poi a fine settimana c'è il bonus, in base al livello che tu Ah, hai, sì, hai un bonus che ti viene dato a prescindere dalle fatture. ho capito. Sì, sì. Ah, noi sul fatturato prendevamo la percentuale, essendo direttore prendevo il 40% e poi prendevo un bonus se superavo i 40.000 di 15k, più o meno Tipo settimanalmente. io di regola dovrei prendere settimanalmente 75k per la posizione che ho, Ah, ok. però arrivo a prendere anche 100k e di Mm. più. Eh sì, ma Sì. stai là tu, cioè nel senso ci stai molto. Diciamo, ho allentato rispetto a prima. Ah, ok, ok. Prima stavo molto di più, sì, sì. Mm. Ah, boh, dai, Fammi allora. sapere se Ah. ti serve qualcosa, perché c'è tipo il Resort Paradiso, da mettere con Mitch in contatto, Mm. il PRP, o non so se ti interessa roba di macchine, Eh sì, roba grandi, io o al l'officina ce l'ho meccanico. uno che mi può assumere, però volevo capire prima quanto si guadagnava. Che officina? Scusami se ti chiedo. L'Auto Savage. Ah, io invece ho degli agganci all'autodromo e quello Ah, l'autodromo, capito. che là Eh, sai, fanno anche le gare, ste robe. ma sì, però so che non è granché, cioè non lavora tantissimo. Anche perché. Oddio, quando è stato? Domenica, ieri siamo l'altra sera, venerdì sera siamo stati lì, che hanno Mhm. fatto la gara. C'è il amico, Eh il sì, bar lì dico, ci dentro. deve stare un po' di un minimo di evento, altrimenti la gente non viene, capito quello che voglio dire? Quello sì, perché è fuori mano. Sì, Devi puntare su qualcosa che è più, diciamo, in città, eh sì, nella no. zona più trafficata. Devo vedere se riesco in officina, qualche officina, perché l'assicuro c'è roba da guadagnare. Sì, sì, sicuro. E va bene, Rita. Vabbè, dai, nel caso ci becchiamo in giro. Va bene, Ah, ok. ok, ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao. Solo un attimo, vedo. Sì. Ma ed è Che gli devo. spawnata la muta. Porco Diaz. Ah, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro, con cui ci si riesce appunto, ad esempio, a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto. E potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione.